lei ha dovuto leggere una relazione che mi auguro il presidente Fedriga, visto che dichiarava, o gli hanno fatto dichiarare il 21 dicembre che l'iniziativa è già partita in tutte le aziende sanitarie con la distribuzione dei 1500 kit, ha detto una, diciamo, inesattezza? Diciamo inesattezza? Oggi sappiamo che forse gli unici kit distribuiti sono 17, più o meno 15, 20, che ce n'è altri 160 forse pronti, un 10%. A questo punto fortuna che arriva il vaccino. Cioè fortuna che arriva il vaccino, perché se il progetto di telemedicina annunciato il mese di aprile dell'anno scorso, che utilizza 1.400.000 euro della solidarietà regionale, cioè di quanto i cittadini di questa regione hanno versato tasca loro per sostenere le azioni solidali verso l'emergenza Covid, ma quanti tamponi si potevano acquistare per fare nelle scuole, nelle case di riposo, laddove a chi lavora nelle case di riposo si fa un tampone al mese perché non ci sono i soldi. Ascoltate il servizio su Rai 1 dell'altra sera. Come si dice? Allora, rispetto a quello che è stato detto in terza commissione, che i medici di base non collaborano su questo processo, allora, anche collaborassero, ce n'è 160 di kit, perché tutto il resto abbiamo preso che è fermo addirittura in dogana, 160 l'ha dichiarato, quindi anche avessero collaborato, ma non si può nemmeno incolpare i medici, perché la FIMS dice non siamo stati mai coinvolti. Allora, a parte verbali e controverbali, a parte lo scaricabarile, perché in questo abbiamo capito che quando c'è qualcosa che non va, è sempre colpa il medico di base, è colpa per i tamponi, è colpa per è colpa perché non va a fare le visite, è colpa, ma guarda caso, è sempre colpa qualcuno. E io le posso garantire che, siccome conosco molto bene i medici di base, posso garantire che di attivazione vera, coinvolgimento reale e soprattutto supporto concreto al lavoro ce n'ha assolutamente insufficiente. Allora, diciamo la verità e diciamo a tutti quelli che hanno dato i soldi per la solidarietà verso l'emergenza Covid in questa regione che dopo un anno i loro soldi sono fermi ancora in dogana e non c'è nessun servizio attivato sul territorio. Nonostante le conferenze stampa del Presidente. Grazie.